Sindaco, dopo Goldin per riaggiustare le mostre, adesso ci si incontra col governatore per riaggiustare la tangenziale. Beh, sono dei rapporti essenziali che ci devono essere tra il Presidente della Regione e il Sindaco del Comune capoluogo. È fissato per lunedì in Regione il primo incontro per far ripartire il progetto di allungamento della tangenziale di Treviso. Dopo la clamorosa perdita dei finanziamenti regionali scaduti senza che da Casulana fosse stato completato l'iter, il Sindaco cerca di riprendere la situazione chiedendo aiuto al governatore Zaia. Cosa dirà il Presidente? Ma è la volontà di chiarire, di trovare delle soluzioni insieme, partendo dal fatto che sia per me che per lui sono importanti i veneti, sono importanti i trevigiani, quindi sul piano concreto di fare le cose fatte bene penso che si possa parlare seriamente con il governatore. In ballo ci sono 54 milioni di euro per completare l'anello fino alla Feltrina per un progetto di circa 3 km più volte contestato dai comuni coinvolti. Abbiamo dato un incarico insieme al Comune di Paese, diversamente da quello che era apparso sui giornali, avevamo dato un incarico insieme a Paese per un approfondimento e stiamo studiando questo aspetto. Sul piatto il recupero dei fondi che Veneto Strade avrebbe già deviato altrove. I finanziamenti, per quanto mi risulta, ci sono ancora lì e quindi cerchiamo di usarli nel modo migliore possibile. L'assessore regionale diceva di no, che bisogna ripartire con un nuovo progetto. E io stavo chiedendo una risposta scritta all'assessore regionale, non mi è arrivata e quindi per deformazione do scripta manent, ecco, quindi sono molto fiducioso.